Il Mose salva Venezia, ma le mareggiate devastano le spiagge. A Bibione la Bora a 115 km all'ora spazza via chilometri di sabbia. Il presidente del Veneto Luca Zaia firma l'ordinanza per lo stato di crisi e dice disastro evitato a San Marco. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 23 novembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda il maltempo, il cambiamento climatico, le mareggiate da record e come però scrivono tutti i quotidiani locali di oggi, il Mose che salva Venezia. Sì, perché facendo un rapido giro delle prime pagine nella rassegna stampa di oggi, partiamo ad esempio dal Giornale di Vicenza, che titola Il Mose salva Venezia, il Vicentino si imbianca, in laguna l'acqua tocca 173 centimetri, le dighe mobili evitano i disastri del 1966 e del 2019, la mareggiata devasta però le spiagge di Sottomarina e Rosolina, a Padova grave un giovane, maltempo, danni sul litorale veneto, neve su Altopiano e piccole Dolomiti, in un giorno la pioggia di 3 mesi, alberi KO. Anche sul Corriere del Veneto il titolo è dello stesso tenore, marea record, il Mose salva Venezia, spiagge e coste devastate dalle mareggiate, grave a Padova un uomo ferito da un albero, maltempo, le piogge e il vento sferzano il Veneto, l'asfalto cede sulla 13 che perde una corsia di marcia, però si parla del Mose e quindi pro e contro la grande opera, c'è un virgolettato, d'ora in poi guai a chi dice che non funziona, centrodestra all'attacco, quindi per difendere la grande opera. Leggeremo bene poi tutta la storia del Mose, i suoi costi e anche le reazioni politiche a quanto successo ieri. Intanto finiamo il giro dei quotidiani locali. Il Gazzettino di oggi, il Mose salva Venezia, marea record a 173 centimetri, la terza più alta di sempre, ma la città resta all'asciutto. Brugnaro dice sarebbe stata un'altra devastazione, Zaia parla di disastro evitato, Spitz, il commissario alla grande opera al Mose appunto, parla di un test importante. C'è però il caso, da Jesolo a Chioggia, la mareggiata divora le spiagge. Il Mose salva Venezia, ma le spiagge veneziane sono devastate da una mareggiata che ha creato danni su tutto il litorale veneziano. Il mare mosso ha inghiottito ovunque una grande quantità di sabbia. E per finire i quotidiani del gruppo Gedi, delle pagine interne dedicate alla regione, parlano della salvaguardia di Venezia e titolano Il Mose ha superato la primavera grande prova, alta marea e forte vento di Bora, ieri sarebbe stata la terza acqua grande di sempre, invece la città è rimasta asciutta. E pubblicano 2 foto i quotidiani del gruppo Gedi, a sinistra la piazza San Marco allagata il 12 novembre del 2019, l'ultima grande acqua alta, la seconda dopo quella record del 1966. A destra la foto della stessa piazza San Marco, scattata però ieri, con la piazza sferzata dalla pioggia, ma appunto asciutta e non trasformata in una piscina. Torniamo sul Gazzettino, che è sicuramente il quotidiano locale che oggi dedica il più ampio approfondimento all'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sul Veneto. Apre appunto con il titolo Venezia salvata dal Mose, terza marea della storia, ma si alzano le dighe mobili e la città resta all'asciutto. Fugate le paure della vigilia, polemiche, ma la commissaria Spitz, appunto la commissaria alla grande opera del Mose, parla di un test importante, 111 centimetri di differenza tra il livello del mare in Adriatico e in laguna, è quello che si è registrato ieri. Cominciamo con qualche numero. Altri dati: 194 il livello in centimetri dell'acqua granda del 1966, la più devastante, 187 il picco raggiunto il 12 novembre di 3 anni fa, al secondo posto nella storia, 173 la marea registrata ieri alle Bocche di Porto, con la città però all'asciutto a quota 62 centimetri. Quindi sostanzialmente un successo quello del Mose.
anche se in molti anche l'altro giorno non ci credevano. Lo scrive Roberta Brunetti nel suo articolo per il Gazzettino. Lo si è visto sui social, dove lunedì sera è scoppiata la psicosi del Mose che non funzionava, con l'invito a munirsi di sacchi di sabbia. Ieri è pure comparsa qualche foto di sacchi posizionati davanti alla banca di Campo San Luca, nel cuore della città. Paure infondate. Il Mose ha funzionato, certo con la tensione di una giornata segnata da una perturbazione difficile, ma senza intoppi. Un successo per i tecnici che in questi anni, dopo la stagione segnata dalle tangenti, hanno lavorato tra mille difficoltà, con la crisi superata del consorzio Venezia Nuova e i ritardi nei lavori. Quindi un test importante, un grande successo quello del Mose che salva Venezia, ma le mareggiate mangiano la sabbia, spiagge devastate. Questa ovviamente è la lettura del Gazzettino, che appunto prosegue nel reportage sull'ondata del maltempo, parlando del litorale. Solo a Jesolo spariti 30.000 metri cubi di sabbia, le onde alte 6 metri sono entrate nei centri abitati e Zaia chiede lo stato di crisi. Ci sono le foto naturalmente delle spiagge completamente devastate. C'è la spiaggia di Jesolo che è sparita sotto il mare, e gli effetti della mareggiata a Chioggia, dove la situazione è critica, le fognature sono in tilt, sommersa la diga di Sottomarina, danni anche a Eraclea, Caorle e Bibione. Passa poi il Gazzettino in rassegna tutta la regione, quindi il maltempo in Veneto. Non solo nel veneziano, non ci sono solo i danni sul litorale, ma c'è un dramma sfiorato nel padovano, come abbiamo sentito. Un albero è crollato su un'auto, miracolato un 27enne in salvo per pochi centimetri. C'è la foto dei vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere dell'auto schiacciata da un grande albero a Monselice, appunto nel padovano. Piante abbattute dal vento in provincia di Padova, giovane estratto dalle lamiere schiacciate, distrutte dalle raffiche 2 casolari abbandonati, chiuso il castello di Boara. C'è una buona notizia anche a Padova: i quartieri a sud-est del capoluogo si sono salvati dai soliti allagamenti grazie al nuovo bacino di laminazione. Spostandosi sui monti in alta quota, sulle Dolomiti, la neve in montagna si fa ancora attendere, scrive sempre il Gazzettino. Solo pochi centimetri. Neve a Cortina, 3 centimetri di neve a Cortina, la regina delle Dolomiti. Si prepara la stagione sulle piste. Poi vedremo una notizia sul consorzio Dolomiti Superski, che gestisce 1200 km di piste e appunto si prepara alla nuova stagione invernale. Una spolverata quindi a Cortina e sulle piste, rinviata giovedì la comunicazione della lista delle piste aperte. Nel frattempo danni anche della mareggiata in Polesine, e a Rovigo cede l'asfalto, danni a 10 auto sulla A13. Ad Adria le strade sono come fiumi. Questo, diciamo, il quadro nelle prime pagine del Gazzettino di oggi. C'è anche l'intervista ad Alvise Papa, responsabile del centro Maree, che dice: questo è il cambiamento climatico in atto, ma le barriere funzionano, e come. A San Marco i turisti a spasso tranquillamente con negozi e bar aperti, è straordinario. L'innalzamento del mare aumenterà il numero anche delle alte maree, ma quanto frequenti non si sa. E risponde proprio così: in prospettiva il cambiamento climatico quanto inciderà sulla frequenza delle acque alte? La domanda del giornalista. Il responsabile del centro Maree risponde: difficile dirlo, l'innalzamento del mare aumenta il numero di maree alte, di alte maree, destinate ad essere quindi sempre più frequenti. Quanto frequenti non lo so, è un dato non disponibile, ma è una questione naturalmente centrale per quanto riguarda il funzionamento del Mose, che è progettato per attivarsi solo in casi eccezionali. E naturalmente, se le alte maree dovessero diventare estremamente frequenti, ci sarebbe da un lato una questione di costi. Ogni volta che si solleva il Mose costa centinaia di migliaia di euro, questo il costo stimato anche per la manutenzione, che è onerosissima. Ma poi ci sarebbe anche una questione legata alla chiusura della laguna. Chiudere la laguna significa intanto bloccare naturalmente l'accesso al porto, l'accesso delle navi che restano in mare fuori dalle bocche di porto, e poi c'è un problema anche ambientale,
ovvero legato al fatto che chiudere la laguna significa bloccare appunto lo scambio delle acque e quindi compromettere in qualche modo l'ecosistema lagunare. Vedremo insomma come andrà, lo scopriremo naturalmente nei prossimi anni di cambiamento climatico. Nel frattempo completiamo questa vasta rassegna stampa sul maltempo di ieri e sul Mose che secondo tutti i quotidiani locali di oggi ha salvato Venezia, e leggiamo le notizie appunto sul Corriere del Veneto, dove oltre alla cronaca diciamo dei danni, della situazione insomma di ieri, ci sono anche delle reazioni politiche. Allora, onde, bufera e marea record, il Mose ha salvato Venezia. Questa è intanto la prima notizia, il primo articolo che dà il taglio. Costato 6 miliardi, progettato per resistere per un secolo e per fronteggiare acque alte fino a 3 metri. Ieri il Mose ha protetto il centro storico da una mareggiata seconda solo a quelle del 1966 e del 2019. La storia... L'idea di un sistema di dighe per difendere Venezia nasce nel 1980, la costruzione del Mose, modulo sperimentale elettromeccanico, inizia però nel 2003. Questa è la storia del progetto e quindi di quando è stata posta la prima pietra. C'è poi lo scandalo delle tangenti. Il 4 giugno 2014 sono scattati 35 arresti e 100 indagati eccellenti, scrive il Corriere del Veneto, incluso l'allora governatore, cioè presidente della regione Veneto, Giancarlo Galan, per corruzione sui lavori. Si sollevano le paratoie. Il Mose è stato testato per la prima volta il 3 ottobre 2020, ieri ha evitato un bis dell'acqua grande del 2019 quando la città fu devastata. Questa insomma la storia del Mose in breve secondo il Corriere del Veneto, ma interessanti le reazioni e i commenti dei politici. Allora abbiamo Paolo Costa, già ministro e presidente del Porto, dice: io ci ho creduto quando al ministero ho detto sì al progetto esecutivo perché credo al principio di Archimede. C'è poi l'ex sindaco e filosofo Massimo Cacciari: il Mose ha funzionato, dice, meno male, speriamo che continui a funzionare, dipenderà dalla cura con la quale verrà effettuata la manutenzione. E c'è poi il commento dell'ingegnere Luigi Dalpaos che dice: ci mancava altro che dopo 6 miliardi spesi non si ottenesse l'obiettivo di difendersi dalle acque alte. Insomma, la rivincita di Costa, la stilettata di Cacciari, l'ora della resa dei conti dopo anni di polemiche. Insomma, il dibattito si infiamma, il pericolo scampato rinfocola un confronto lungo decenni, ma l'ex ministro e presidente del Porto, quindi Costa, ammonisce: bene così, ora però si pensi a quando le paratie non basteranno. Quindi anche chi difende la grande opera del Mose, dice di averci creduto e si prende la sua rivincita, comunque lancia un monito per il futuro e ricorda che il Mose non è per sempre. Nel frattempo sui social vengono sbeffeggiati gli storici comitati contrari al Mose. Questo insomma il quadro, ma concludiamo questa maxi rassegna sul Mose con un'intervista al professore di Ca' Foscari, Carlo Giupponi, che è docente di economia ambientale e applicata appunto nell'Università Veneziana. Di recente Perrizzoli ha dato alle stampe Venezia e i cambiamenti climatici con l'introduzione di Luca Mercalli. In copertina i colori pastello non mitigano l'effetto drammatico dello skyline della città sommersa dalle acque. E allora l'intervista sul Corriere del Veneto di oggi: le dighe mobili non basteranno, dice Giupponi, pensiamo già ad altre difese, anche barriere fisse sul mare. Insomma, la variabile fondamentale è la velocità con cui si alza il mare e purtroppo i fenomeni ambientali sono sempre più veloci e c'è un vero e proprio rischio Atlantide, che sarebbe effetto della combinazione di innalzamento del livello del mare e anche della subsidenza connaturata alla città di Venezia. Come la salveremo? Si chiede il professore universitario.
Possiamo pensare alla cosiddetta polverizzazione della laguna, cioè sostituire nel dopo Mose le paratoie mobili con dighe permanenti. Ci sono però alcuni corollari a questa ipotesi, spiega lo studioso. Le fognature dovranno essere completate per non rischiare di trasformare la laguna in una cloaca a cielo aperto, e si può pensare di riprodurre le acque lagunari con un mix di acqua salata e acqua dolce grazie a sistemi di pompe. Questo è un esempio di ciò che si ipotizza, ma potremmo continuare con il progetto di sollevamento della città pompando acqua negli strati profondi. I costi sarebbero noccioline rispetto al Mose e si potrebbero anche abbinare le due misure. Insomma, uno sguardo al futuro, un futuro in cui bisognerà fare di tutto per salvare Venezia. Per oggi è andata bene, ma un domani chissà. Questa insomma la rassegna stampa per quanto riguarda appunto il Mose, che evita la terza acqua alta più importante della storia di Venezia. E chiudiamo con una notizia sempre legata al maltempo, che è interessante, arriva da Vicenza, la leggiamo appunto sul giornale di Vicenza. Maltempo in un giorno, la pioggia di 3 mesi, task force per i tombini. Ma appunto la notizia interessante è quella legata appunto al dato record: 71,8 mm di pioggia sono caduti ieri nel capoluogo berico, una quantità più alta rispetto alla somma dei primi 3 mesi del 2022. Quindi questo per quanto riguarda il monitoraggio della situazione a Vicenza e soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico, un clima che è sempre più tropicale, quindi con fenomeni sempre più estremi. Da un lato la grandissima siccità di quest'anno, dall'altro la pioggia record del maltempo di ieri. L'ultima notizia di oggi la troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi, riguarda la stagione sciistica 2022-2023 che è alle porte. Si inizia sabato, nuovo paradigma nella presentazione di Dolomiti Superski, turismo in equilibrio con le comunità. L'aumento dei prezzi del 10% è naturalmente il titolo dell'articolo di Francesco Dalmas. Appunto aumenta ancora lo ski pass del Dolomiti Superski, ma sconti del 5% per chi prenota via web. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.